Buongiorno a tutti. Come state voi? Tutto a posto? Tutto bene? Sì? Ok, tu que sei a casa, bom giorno, una buona giornata. E é precioso, é meraviglioso ritornare. Eu sempre dico, per un viaggio ci sono 2 giorni che sono meravigliosi, speciali. O giorno della partenza e o giorno dell'arrivo. E sicuramente anche o periodo che si sta fuori. Ma quanto è bello rivedere i fratelli, le sorelle, a sentire la voce, ma soprattutto vedere con i propri occhi. E è quello che Dio ci ha creato per essere una nazione, un popolo, una gente. E Dio ci ha inserito in mezzo a una chiesa. Ma questa chiesa siamo noi. Oggi noi vogliamo camminare in questo senso di che la chiesa siamo noi, non sono loro. La chiesa siamo noi, sei tu, sono io. E non è una organizzazione, no, sono le persone. E ogni persona che si raduna qua, ogni persona che è a casa adesso, tu sei la chiesa di Dio. E hoje nós vogliamo camminare nel senso che la chiesa di Dio è invitata, chiamata, sfidata, e c'è una meraviglia della chiesa di Dio, perché è la chiesa che deve proclamare la gloria del Signore, le meraviglie del Signore. Siamo noi, sei tu, siamo noi. Possiamo aprire la nostra Bibbia, Matteo capitolo 10, versetto 16. E qua c'è una sfida di Gesù, una parola di Gesù molto bella per la sua chiesa. Matteo 10, 16. Matteo subito dopo Malachia. E di là tu puoi trovare il libro di Matteo. Hai trovato? Avete trovato? Questa bella parola che Gesù ci lascia. Matteo 10, 16. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo alle altre pecore. La promessa di Gesù, la sfida di Gesù alla sua chiesa, che siamo noi, che sei tu. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in mano ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. E sarete condotti davanti ai governatori e re per causa mia, per servire di testimonianza davanti a loro e ai pagani. E o texto continua. Quando noi leggiamo questa parola del Signore qua, è molto interessante vedere questa promessa del Signore. Noi siamo stati inviati, noi siamo stati consacrati, noi siamo stati sfidati a questo senso di essere popolo di Dio, essere inviati ai lupi. La Chiesa di Dio sa che deve soffrire la persecuzione. La Chiesa non è questa organizzazione che sarà perseguitata, siamo noi come persone. E quando io mi sento bene è perché non sono stato in mezzo ai lupi, in mezzo alla gente cattiva, in mezzo a quelle persone che vogliono metterci in tribunale. Perciò o prezioso è quando io mi sento perseguitato, perché come pecora io sarò in mezzo ai lupi. È la Chiesa di Dio che c'è questa sfida. E questa Chiesa sei tu, siamo noi, in modo personale. E è questo che noi vogliamo camminare questa mattina, di sapere la preziosità di questo messaggio. E è interessante che questo messaggio continua e dice: non preoccupatevi, perché quando sarete lì, lo Spirito Santo vi darà le parole giuste, quelle che voi dovete condividere, parlare, testimoniare. Perciò, per sapere quello che lo Spirito Santo mi guiderà, e lo Spirito Santo è prezioso perché dice così: mi farà ricordare
tutto quello che ho imparato, che ho scoperto, che ho studiato. Adesso io posso condividere davanti ai tribunali, davanti ai governatori, in mezzo ai lupi. Che noi possiamo iniziare questo culto questa mattina ricordando che siamo la Chiesa di Dio in modo personale. Siamo pecore che dobbiamo andare in mezzo ai lupi. Possiamo iniziare questo culto con questa parola profetica di benedizione per noi? Alleluia. Guarda la persona alla tua destra e alla tua sinistra e dica: siamo delle pecore. Dobbiamo andare in mezzo ai lupi. Siamo delle pecore, con la capacità e la potenza del Signore di fare questa opera. Preghiamo. Nostro Padre, questo giorno è un giorno di festa. Celebriamo il tuo nome, riconosciamo il tuo nome. Questo è un giorno di festa, perché stiamo insieme ai fratelli e sorelle. O quanto è bello sentire quella voce, quello sguardo, quella presenza. O quanto, Padre, è meraviglioso sapere che tu ci sei qua in mezzo a noi. E vogliamo questa mattina, Padre, celebrare il tuo nome, aprire la nostra bocca, cantare, adorarti e esprimere, oh Padre, quello grande desiderio e sogno di essere la tua Chiesa, il tuo popolo, la tua gente. Sono io, siamo noi. E oggi, oh Padre, qui radunati oppure a casa, noi vogliamo adorarti in questo momento, oh Padre, insieme, cantare insieme, leggere, studiare e conoscere la tua parola per essere preparati a essere in mezzo ai lupi. Grazie. Questo culto, Padre, è per te, è la nostra offerta. E grazie perché tu ci sei. Nel nome di Gesù. Amen, Signore. Amen. Possiamo stare in piedi, possiamo cantare, possiamo adorare. E questo primo cantico che i nostri ragazzi oggi staranno conducendo è un cantico che já conosciamo. Oggi è un tempo di ter festa. Celebriamo, cantiamo e adoriamo il nostro Dio con la gioia, perché siamo qua insieme come popolo, come la Chiesa di Dio. Adoriamo, cantiamo. Lui che per primo ci amò.
Potenza tu sei, ti sai c'è chi tu dai, non c'è un altro come te, luce nel buio tu sei, vita nel luto tu dai, non c'è un altro come te. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, e è di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, e è di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Potenza tu sei, ti stai c'è chi tu dai, non c'è un altro come te. Luce nel buio tu sei, vita nel luto tu dai, non c'è un altro come te. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è al di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è al di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Se Dio è per noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è contro noi, se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Se Dio è per noi, chi sarà contro noi? Se Dio è con noi, chi mai ci fermerà? Il nostro Dio è forte, Egli è al di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Il nostro Dio è grande, il nostro Dio è forte, Egli è al di sopra di ogni altro. Il Redentore, grande in potenza, sei Dio, sei Dio. Amen. La prossima canzone si chiama Oceani e parla della fede che noi dovremmo avere con Dio. Che quando Dio ci chiama per un ministero, ci dobbiamo chiudere gli occhi e lasciarci andare nelle mani di Dio. Se Lui ci chiama, come ha fatto con Mosè, Mosè, sbatti il bastone nel Mar Rosso. Ma Signore, ma non si apre, cosa faccio? Cos'è che ha fatto Mosè? Ha avuto fede. È quello che dobbiamo avere noi ogni giorno della nostra vita. Amen? Cantiamo? Mi hai chiamato sulle acque,
soli ignoto, so che affonderei. E lì ti trovo nel mistero, nelle profondità. Ho fede in te. Il tuo nome invocherò, oltre le onde guarderò, nella tempesta l'anima si stringe a te, perché son tuo e tu sei mio. La tua grazia mi circonda, la mano tua mi guiderà. Nella paura e nell'ignoto, tu sei con me e non mi lasci mai. Il tuo nome invocherò, oltre le onde guarderò, nella tempesta l'anima si stringe a te, perché son tuo e tu sei mio. E tu sei Guidami a camminare sulle acque, la mia fede sarà forte, andrò dove mi chiami, con me sarai dove io posso annegare, la mia fede crescerà nella tua presenza. Guidami a camminare sulle acque, la mia fede sarà forte, andrò dove mi chiami, con me sarai dove io posso annegare, la mia fede crescerà nella tua presenza. Guidami a camminare sulle acque, la mia fede sarà forte, andrò dove mi chiami, con me sarai dove io posso annegare, la mia fede crescerà nella tua presenza. Signor, nella presenza. Guidami.
mi piace un sacco. Le parole quando dice guidami a camminare sulle acque è una preghiera verso il Signore di stare al nostro fianco, di tirarci su da ogni volta che affondiamo, di tirarci fuori, di stare con noi, di essere la nostra forza. E quindi voglio cantare, lodare e glorificare il Signore insieme a voi con la prossima canzone che parla di l'unica cosa che ci accomuna, è che il Signore è morto per noi, Gesù è morto per noi, per la vita di ognuno di noi, della sua Chiesa, di noi persone. Cantiamo alleluia al nostro Signore. Col suo sangue mi lavò, con i chiodi libero sono, con dolore mi curò, la vittoria mi diede.
perché è per il tuo sangue, Signore, versato che noi possiamo essere qui. Noi possiamo essere dinanzi a te salvati, possiamo essere santi. Grazie alla tua scelta, Padre, di rimanere là. Signore, che noi possiamo ricevere, Signore, il tuo messaggio, che noi possiamo applicarlo nelle nostre vite, Signore, in questa settimana che verrà. In nome di Gesù, amen. Potete sedervi. Amém? Quanto é prezioso per noi lodare, estar insieme qua, come popolo, come gente, e vedere il nostro Dio, sentire la sua grandezza. Preghiamo. Possiamo in questo momento pregare, non possiamo creare dei gruppi qua, ma possiamo pregare insieme. Tu che sei a casa, possiamo pregare in questo momento? Possiamo pregare pela nostra Chiesa, o essere Chiesa. Possiamo pregare pelas nossas autoridades em momento muito difícil que estamos vivendo. Nós temos com tantas pessoas vicino a nós que estão vivendo com esta crise sanitária, delle persone muito vicino a nós que já não perso, delle persone muito care. A situação não é semplice em todo o mundo. E vogliamo pregare. Chiudi i tuoi occhi, prega per noi come comunità, come Chiesa. Prega per noi, com tante persone che sono molto care, che oggi stanno soffrendo. Io conosco tanti pastori che già hanno perso la vita per questa situazione. Preghiamo. Nosso Padre, essere Chiesa é um privilégio que tu te hai donato. É um regalo tuo que nós siamo. Que a tua Chiesa sempre viva questa responsabilità. Viva. Preghiamo per le nostre autorità. Una situazione che ancora noi non sappiamo proprio niente. Gestire una situazione che non si vede una soluzione non è semplice. Saggezza. Preghiamo per le nostre autorità, oh Padre. Preghiamo anche per i nostri cari, delle persone che sono vicino a noi, che in questo momento stanno soffrendo. C'è un dolore nei cuori. Misericordia, Padre. Sostieni, conforta. O quanto vogliamo vedere, oh Padre, la tua guarigione in tante persone che noi sappiamo. Misericordia e grazie. Agisci, oh Padre, nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? E dobbiamo continuare a pregare. Ogni giorno stiamo vivendo questa situazione. Io e Yasser stiamo seguendo almeno 3 o 4 famiglie, non persone, famiglie che stanno soffrendo questa storia. E è interessante, nella prima onda sembrava che era una storia. Adesso le persone che subiscono questi dolori hanno una foto, hanno un ritratto davanti a noi, abbiamo un nome molto vicino. Sono tante persone che noi conosciamo adesso. E dobbiamo stare molto attenti, ma soprattutto pregare che noi possiamo sapere come agire in questa storia. Amém, Chiesa? Ok, hoje vogliamo lavorare il senso di Chiesa. Siamo noi, essere Chiesa. Chiesa deve essere viva, che deve portare vita agli altri. E se non è la Chiesa che porta vita alla gente, chi sarà? E la Chiesa siamo noi. Leggiamo 1 Tessalonicensi 2,8. Oggi non ci sono i testi qua, ok?
Oggi noi dobbiamo aprire la nostra Bibbia, voglio sentire quello rumore bellissimo del foglio di una Bibbia, ma anche se tu ce l'hai sul tuo telefonino, anche puoi usare di là, ok? Prima Tessalonicesi 2,8. Così nel nostro grande affetto per voi, eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite. Tanto ci eravate diventati cari. Questo testo qua è interessante quando dice così il nostro grande affetto per voi, eravamo disposti a darvi non soltanto il Vangelo di Dio, ma anche le nostre proprie vite, tanto ci era diventati cari. Quando noi leggiamo questo brano cominciamo a pensare dare la propria vita. I ragazzi hanno cantato adesso questo canto che abbiamo celebrato domenica scorsa, la Pasqua, e siamo ricordati di che Cristo Gesù ha dato la sua vita per noi che eravamo morti nei nostri peccati, adesso abbiamo la vita. Ossia il senso di dare la nostra vita, la nostra morte che produce vita negli altri. E è questo senso di essere chiesa. Tante volte noi abbiamo tanti strumenti, attrezzi a casa che noi non sappiamo a che cosa serve. Ogni volta mi piace di vedere le piccole cose in un attrezzo, un strumento. Ah, non sapevo che serviva per questo. E noi dobbiamo cominciare a sapere che la Chiesa di Dio ha un proposito. E se noi non sappiamo o propósito della Chiesa, noi siamo una Chiesa senza sapere quello che noi proprio siamo. Che cosa significa essere Chiesa? Essere Chiesa non è stare nella Chiesa. Essere Chiesa non è o senso di appartenere alla Chiesa. Essere Chiesa non significa una organizzazione. Essere Chiesa significa essere. Io sono la Chiesa di Dio. Tante volte noi facciamo un messaggio sbagliato che la Chiesa è una organizzazione, è un titolo, è un nome, sono le persone, sono loro. Non è questo. La Chiesa sono io. La Chiesa siamo noi come persone. Perciò la Chiesa è un essere. Nós stiamo perdendo questo senso di essere. La Chiesa, quando noi cominciamo a usare delle parole anche critiche verso le persone che sono la Chiesa di Dio. Noi cominciamo a perdere il senso di essere Chiesa quando noi cominciamo a distinguere le persone un dagli altri. Ma la Chiesa è essere, io sono, è essere partecipe. Perciò io devo sapere che quello che io sono, io devo vivere quello che io sono. Perché se eu comincio a perdere il senso di quello che io non sono quello che devo essere. E la Chiesa è essere. Noi dobbiamo imparare la bellezza di questo significato. La morte produce vita. Io só posso essere la Chiesa di Dio quando io sono pronto a morire per dare la vita agli altri. Perciò che questo autore Paulo quasi stava dicendo, stavo pronto a dare la propria vita per amore a voi. Io sono pronto a dare la mia vita per gli altri. È questo senso di essere Chiesa. Altrimenti che cosa abbiamo celebrato negli ultimi 10 giorni? La morte di Cristo, la risurrezione di Cristo. La sua morte ha prodotto tante vite, soprattutto la mia. Perciò la mia morte comincia a produrre vita, soprattutto con le persone intorno. Perciò io só posso capire il senso di essere Chiesa e portare vita dove esiste la morte se eu riesco a ricordarmi quello che io ero nel passato. Tante volte noi ci sentiamo la persona più giusta che esiste. E stiamo perdendo che io ero una persona che non ero giusta. Perciò io devo riconoscere qual era la mia situazione e io devo ricordare quello che io ero. Noi soltanto possiamo ricordare di quello che noi eravamo quando noi cominciamo a perdere il senso di quello che noi eravamo. Questa settimana io ero a casa, siamo rimasti 15 giorni a casa, e ho cominciato a ricordare del tempo della mia libertà.
E abbiamo vissuto delle giornate bellissime, un sole, una temperatura meravigliosa, soltanto diceva Astrid, che bella giornata per uscire con la bici oggi. Ma non potevo. Quante volte noi stiamo perdendo di dare valore alle cose semplici della vita? Quando abbiamo preso questo famoso vírus, quanto valore alla salute, di respirare. Quando noi perdiamo um amigo, um parente, tante volte nós ci lamentiamo perché non ho dato tempo di stare con quella persona. Quante persone noi abbiamo perso e ci siamo lamentati, ma perché mentre quella persona era viva eu non sono andata a casa sua, eu non ho fatto nessun regalo, non ho fatto nessuna passeggiata con quella persona. Adesso non c'è più tempo. Perché tante volte io perdo, dopo quando eu perco una persona che eu comincio a dare valore. Eu sempre faccio una battuta, ma non è una battuta. Nel mio funerale, se vengono quella persona che soltanto mi criticavano o che non mi hanno fatto una chiamata, per favore, non vengono. A che cosa serve? Io vorrei nel mio funerale che sono le persone che mi hanno dimostrato amore mentre io ero ancora vivo. Altrimenti qual è il significato? Oh, Caio, nonostante tutto quello che ho vissuto con lui, como era prezioso. Adesso non serve. La vita è semplice, siamo noi che creiamo di confusione e conflitti. Quando una persona muore, eu non devo andarmi a lamentarmi. Eu devo dare valore alle persone mentre sono vive, sono ancora qua. Perché piangere un funerale dopo tanti anni di assenza? Non funziona. Eu devo ricordare quanti oggetti personali abbiamo perso. E dopo cominciamo a dare valore. Perciò eu devo ricordarmi di quello che io ero, per ricordare il senso di essere chiesa. Eu devo ricordarmi della mia storia, del mio passato. Eu penso che noi abbiamo celebrato la Pasqua adesso. E celebrare la Pasqua è ricordare quello che io ero e quello che io sono. La prima Pasqua è quando il popolo di Israele è uscito dall'Egitto. E loro dovevano mangiare le carni, ma dovevano mangiare con quale cosa insieme? Chi si ricorda in Esodo 12? Con le erbe amare, per ricordare il mio tempo di schiavitù. Sempre faccio una battuta alla gente. Eu devo ricordarmi il 5 di ottobre quando sono stato nato. Ma il 25 di aprile eu devo fare un'altra festa per ricordarmi che io mi sono convertito in quello giorno, la liberazione d'Italia, no? Ma è stata la mia liberazione quando mi sono convertito, perché chi io ero? Io ero schiavo del peccato. Io ero aggrappato ai miei concetti e ai miei giudizi. Io ero abbracciato alla mia giustizia umana. Io cercavo soddisfare soltanto i desideri della mia carne. Io non avevo nessun concetto giusto di etica e di vita morale. Io cercavo la vendetta, io cercavo l'amarezza con le persone che mi sbagliavano con me, io cercavo il rifiuto delle persone, io cercavo dolore con me stesso, io non avevo speranza, io ero una persona morta nei miei concetti. Questo ero io fino al 25 aprile del 1981. E là io ho conosciuto il Signore che mi ha liberato di tutto questo. O tu non eri così nel momento della tua conversione? E tante volte io penso, no, io sempre sono stato una persona brava. No, nessuno qua è stato bravo. Tutti noi eravamo morti nei nostri peccati. E era grazie alla misericordia del Signore che mi ha salvato. Perciò per essere chiesa, io devo ricordarmi quello che io ero. E sapere che in un giorno Dio mi ha liberato di quello e adesso io sono una nuova creatura che sono in processo di trasformazione. Quando eu comincio a vedere la gente fuori che vive ancora con questo problema, con questa malattia, quando eu comincio a vedere la gente fuori che sono come ero io devo sapere che io devo essere questa chiesa a entrare in mezzo a quella gente. Abbiamo letto all'inizio che noi siamo delle pecore inviate in mezzo ai lupi.
Io non sono in mezzo ai lupi per giudicare i lupi. Noi siamo stati inviati in mezzo ai lupi per portare la salvezza di essere chiesa in mezzo a quella gente. Ma tante volte, dopo che mi converto, io mi sento una persona superiore agli altri. Un grande sbaglio. Questa non è la chiesa di Dio. Essere la chiesa è sapere che dipende del Signore in ogni momento. In Romani 7, 18 e 19, Romani 7, 18 e 19, dice così: difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. Infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Paulo stava dicendo questo quando Paulo era un convertito o non era convertito ancora? Era un processo di trasformazione. La Chiesa sono delle persone consacrate del Signore, che amate del Signore, ma che vivono ancora queste malattie spirituali, che vivono ancora sotto questo peccato, ma sono in processo di trasformazione. Romani 12. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio secondo la misura di fede che Dio ha assegnato a ciascuno. Romani 12, 16, la parte finale: non vi stimate saggi da voi stessi. Questa Chiesa di essere la Chiesa di Dio, questa Chiesa sono delle persone che sono dipendenti dal Signore, che devono essere capaci di sentire o quanto è prezioso andare in mezzo ai lupi come pecore trasformate dal Signore per portare questa liberazione che il Signore ci ha donato. Se la Chiesa non fa questo, chi lo farà? Siamo noi, non è una organizzazione. Non è un cartello scritto la Chiesa in una denominazione. Sono noi come persone. Quando mi rendo conto della grandezza della grazia di Dio, il suo amore e la sua santità, io mi rendo conto di quello che Lui ha fatto nella mia vita e mi ha trasformato. Adesso le persone intorno a me hanno bisogno di ascoltare e vedere nella mia vita quello che io devo fare e devo essere. Sono quello che io sono. Quando la mia vita comincia a morire, la presenza di Dio si diventa più forte. Quando la mia vita comincia a morire, lo Spirito Santo la usa in modo unico e con la potenza di Dio. Quando la mia vita comincia a morire, io comincio a permettere che la presenza del Signore si diventa visibile. Soltanto quando riconosco la gravità e o peso del mio peccato e della mia liberazione, che io sono conscio della situazione delle persone intorno a me. La mia conversione mi ha fatto cambiare tantissimo e anche mi ha fatto cambiare il modo di vedere la gente. Tu riconosci le persone vicino a te che hanno bisogno di questa salvezza, di questa liberazione? Tu riconosci la gravità del tuo peccato che Cristo Gesù ha portato sulla croce e è morto? Che ha versato un sangue puro, innocente, per te, per me. È la grandezza di questo amore, è la grazia di Dio. Romani 5,1, continuiamo in Romani 5,1. Giustificati dunque per fede. Abbiamo pace con Dio. Per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Chi io ero? Sono stato giustificato per fede. Abbiamo pace con Dio per mezzo di Cristo Gesù. La grazia del Signore. Romani 8,1.
Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Io ero pieno di colpa, io ero pieno di trauma, io ero con un passato di condanna e Cristo Gesù mi ha liberato. Essere chiesa è ricordare questa trasformazione nella mia vita. Io ero una persona che non meritavo niente. È la grazia di Dio che arriva, mi ha liberato di una condanna. E questo trauma, questa colpa che esisteva nella mia vita è stata cancellata con Cristo Gesù sulla croce. Perciò essere chiesa per portare vita agli altri, io devo ricordare quello che è successo nella mia vita. Questo messaggio deve fare parte della mia storia. Se non fa parte della mia storia, io avrò difficoltà di capire gli sbagli delle persone intorno a me. Quando le persone sbagliano con te, qual è il tuo atteggiamento? Di un giudice? Di un critico? O ricordare di quello che tu eri e Cristo Gesù ti ha perdonato, ti ha liberato e tu sei una nuova creatura. Quando una persona sbaglia, eu devo sapere che io sono adesso il responsabile per morire i miei giudizi, per fare morire i miei concetti umani e cominciare a dare vita a questa persona. Tante volte io prendo una toga di un giudice e comincio a fare qualcosa che non appartiene a me, a giudicare le persone e loro stanno morendo, ero io lì, fino ao encontro di Cristo Gesù. Essere chiesa è entrare in quella vita, è entrare in quella famiglia, è entrare in quella storia e portare vita con la mia morte. Come tu ti senti oggi? Che cosa Cristo ha trasformato la tua vita oggi? Ci sono 3 capitoli che mi piace tantissimo nel libro di Atti. Io vi lascio queste sfide. Sono 3 capitoli lunghi. Ma è il capitolo 22, è il capitolo 24 e il capitolo 26 di Atti. Di là Paolo sta raccontando quello che lui era, quando lui ha cominciato a conoscere il Signore, quando è successo quell'incontro con il Signore e adesso chi è lui? Quella persona che era in una condanna, era morto, quella persona che ha conosciuto Gesù e ha portato su Gesù tutti i suoi peccati, Gesù lo ha liberato e adesso è una nuova persona che porta questa parola di grazia a tutto quello che volevano ucciderlo e lui era pronto a morire. La storia di Paolo deve essere uguale alla mia e la tua storia. Chi io ero? Esiste una sola speranza, che è Cristo Gesù. Chi io ero? Esiste una sola speranza, una sola trasformazione, che è in Cristo Gesù. E è Lui che ti dà questa liberazione. Quando eu comincio a paragonare la mia vita con gli altri, eu devo vedere, ero io lì. E la grazia del Signore mi ha salvato. Ero io lì. E può darsi che io ero ancora peggio di questa persona. Quanto è bello avere a casa un specchio per te vederti. Ma quanto è bello avere a casa un specchio spirituale per vedere o quanto eu ero cattivo. Ah, se não fosse Cristo Gesù, chi ero io oggi? Ah, se não fosse Cristo Gesù, chi eri tu oggi? Ah, se não fosse Cristo Gesù? A vita di essere chiesa è essere partecipe nella vita di quelli lupi che stanno morendo. È lì che io devo andare. La gente oggi è disperata. Il numero di suicidio sta aumentando ancora di più. Perché la gente è disperata. La gente oggi ha un abbandono di se stessa, è un conflitto e conflitto e conflitto. È guerra, è inimicizia, è morte, è insoddisfazione. Sono i vizi, è pornografia, è pedofilia, è álcool stupefacente, è droga, sono tante cose. Questa settimana ho seguito un po' la storia di quella
quella bambina che è stata rapita 15 anni fa, mi sembra, 16 anni fa, Denise. Che storia di quella ragazza in Russia, triste. Che storia di quella famiglia in Sicilia, triste. Io non sto per giudicare il loro sbaglio, per favore, non sono io. Non sto per giudicare il problema della Russia, non sono io. Sto vedendo la sofferenza in Sicilia, sto vedendo la sofferenza a Mosca. Che sofferenza di quelle due famiglie, di quelle persone, o di più. È la gente che soffre. Quante persone che eu conosco hoje que estão vivendo uma situação dramática, triste, disperata, perché non conosco questa salvezza di Cristo Gesù. E chi ha la risposta? È la Chiesa di Dio. E chi è questa Chiesa di Dio? Sei tu. Non è l'organizzazione Chiesa Battista Agape. Non è l'organizzazione con qualche altro nome. Sei tu la Chiesa di Dio che ha la risposta a portare speranza e una soluzione a questa vita. Noi non possiamo diventare giudici di questa gente. Noi non possiamo diventare meglio di questa gente. Noi non possiamo sentirci superiori di questa gente. Quando mi sento giudice, mi sento superiore, non è questa la Chiesa di Dio. La Chiesa di Dio è pronta a morire per amare e per salvare la gente. Romani 3,10, una frase semplice di Romani 3,10. Come è scritto, non c'è nessun giusto, neppure uno. Tante volte noi ci sentiamo più giusti degli increduli. Tante volte noi ci sentiamo superiori e meglio degli altri. Ma la mia Bibbia mi insegna questo: non c'è nessun giusto, neppure uno. Le tue opere non ti fanno più giusti. I tuoi concetti non ti fanno più giusti. Di venire in chiesa ogni domenica non ti fa più giusto. Di partecipare degli studi biblici non ti fa una persona più giusta. Noi non siamo giusti, noi siamo la Chiesa di Dio, con la grazia di Dio, per servire e per morire per gli altri. Tu hai difficoltà per morire per una persona? Tu hai difficoltà di dare la propria vita per un nemico tuo? Tu devi rivedere i tuoi concetti di essere Chiesa di Dio. Io devo essere pronto a morire per i miei nemici e dare vita a questi miei nemici. Io devo rivedere i miei concetti. Siamo servi per manifestare questa grazia di Dio. Quando inseriamo questo modello, questi stili di vita dentro di noi, possiamo iniziare una camminata della chiamata del Signore, quando riconosco che io sono un servo, in dipendenza del Signore. Perciò quando riconosco tutto questo, quando riconosco che io non sono giusto, quando riconosco che io ero un grande peccatore, quando riconosco la mia povera vita, adesso comincio a essere in grado di avere lo stesso sguardo di Gesù, con lo sguardo di grazia, di compassione e di misericordia. E tu mi dirai: pastore, è difficile. Non sto dicendo che è facile. Io soltanto sto dicendo che Gesù Cristo mi ha inviato come pecora in mezzo a lupi. E questa pecora deve avere lo sguardo di compassione e misericordia in mezzo ai lupi. Ma questa pecora deve sapere che deve dipendere del Signore, deve essere umile nella mano del Signore per trasformare questi lupi. Io non sto giudicando nessun lupo. Io sto morendo per loro, per dare vita a loro. E la Chiesa è questo. Andate, siete i miei discepoli, portate alla gente a quello che io sono, è questo che Gesù ha fatto. Gesù poteva restare qua in terra e fare tutta questa opera che Lui ha fatto prima, ma Lui ha lasciato la responsabilità con te, con me, con noi. La responsabilità è nostra. Gesù poteva restare ancora più 2000 anni? Sì, poteva. Ma Lui no, è andato in cielo e ha lasciato lo Spirito Santo con noi.
e ci ha insegnato in quale modo noi dovevamo vivere come Chiesa. Vedere quella persona che sta soffrendo, quella è la mia storia. Qual é a persona que tu rifiuti oggi? E può darsi che quella persona che tu rifiuti è la tua storia. E può darsi che tu ti vedi in quella persona e tu stai rifiutando quella persona perché tu ti senti come tu eri o come tu sei. Eu devo avere um sguardo de compassione, misericórdia e grazia. Interessante que Jesus, quando ha visto Zaqueu, qual era o sguardo de Jesus verso Zaqueu? Compassione. Quando Gesù ha trovato quello giovane ricco che aveva una conoscenza della legge, un sguardo di compassione. E la Bibbia dice che Gesù amò quello ragazzo, nonostante che quello ragazzo ha rifiutato. Quando Gesù trovava dei peccatori abbandonati per strada, abbandonati dalla società, qual era o sguardo di Gesù per quelli peccatori? Compassione, misericórdia. Quando Gesù trovava i malati e sofferenti, qual era o sguardo di Gesù? Compassione, misericórdia, grazia. Perciò Gesù andava in mezzo alla gente e vedeva ogni gente negli occhi, con sguardo di compassione, grazia e misericórdia. E adesso la mia domanda sembra uma domanda un po' dura per te, ma la mia domanda adesso per te è quella: chi sono i ladri vicino a te oggi? Era un Zaqueu, perché aveva rubato. Chi sono i ladri che sono vicino a te? Quale deve essere il tuo sguardo per questi ladri? Giudizio o compassione? Qui sono i ricchi oggi vicino a te che hanno una conoscenza umana della parola del Signore, ma ancora ma sono senza Dio. Chi sono loro? Quale deve essere il tuo sguardo con loro? Gesù, con quello giovane ricco, ha avuto un sguardo di compassione e amor. Quale deve essere il mio sguardo? Chi sono i peccatori abbandonati dal peccato, dal vizio, della dipendenza vicino a te oggi? Chi sono? Chi sono le persone che vivono una vita completamente fuori di una etica e di una morale? Chi sono? Quale deve essere il tuo sguardo con loro? Misericordia e compassione per attirare questa persona. Chi sono i malati, sofferenti vicino a te? Chi sono? È questo che tu devi amare con sguardo di compassione. Questa gente che Dio ti ha donato è un regalo di Dio per te. È un regalo di Dio per te, in modo che tu possa manifestare questa compassione e misericórdia a queste persone. Tante volte noi rifiutiamo i regali di Dio perché noi vogliamo un regalo a un modo nostro, ma Dio ti dà dei regali a un modo suo per cambiare il mio modo di essere. Compassione e misericórdia è quello che io devo avere con la gente. Chi sono i ladri, i peccatori, malati vicino a te? Ami con i fatti, non con le parole. Cominci a morire davanti a queste persone e tu vedrai che questa persona troveranno la vita. Marco 2,17. Marco 2,17 dice così: Gesù, dito questo, disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Se non è la Chiesa che manifesta questa grazia, questa compassione, questa misericordia, chi lo farà? Se non è la Chiesa che manifesterà tutto questo, chi
chi lo farà? Se non sei tu, chi lo farà? Eu posso essere molto chiaro per te. Le persone che Dio ti ha donato è per te. Sei tu che devi manifestare questa grazia e compassione e misericórdia, non sono gli altri. Perché Dio ti ha dato questo regalo e questa benedizione. Sei tu. Compassione e misericórdia. La tua morte porterà vita. Ma tante volte quando eu vedo questo Gesù dicendo compassione e misericórdia sono venuti per i malati, io preferisco tante volte rivestirmi di Giovanni e di Giacomo. Che cosa fecero loro? Signore, se tu vuoi, noi possiamo portare fuoco del cielo per consumare questa gente, per distruggere. Luca 9:54. Veduto ciò, i suoi discepoli Giacomo e Giovanni dissero: Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li consumi? Quante volte noi abbiamo fatto questa preghiera? Quante volte noi abbiamo fatto questa decisione mentale di distruggere le persone? Gesù no. Io sono venuto per dare vita. Io sono venuto per dare grazia, misericórdia e compassione. Giovanni, Giacomo, non avete capito niente. Non avete capito nulla. Imparate da me. E Gesù mi insegna. Perché quello Giovanni e Giacomo sono io. Ma quando eu conosco la grazia di Dio, non posso essere così. Io devo imparare da Gesù a essere la Chiesa. Se non è così, quando noi ci sentiamo superiori agli altri, quando noi ci sentiamo meglio degli altri, quando noi rifiutiamo la gente che Dio ci ha donato, è perché la prepotenza è entrata nel mio cuore. Non può, non può. Io devo umiliarmi. Gesù vuole grazia, Gesù vuole misericórdia. Perciò io devo imparare a abbandonare la mia giustizia umana, il mio preconcetto umano, la mia discriminazione umana, i miei pregiudizi umani. Io devo abbandonare tutto questo per morire per le persone. Che chiesa io sono? Che chiesa tu sei? La mia morte produrrà la vita. Eu ce l'ho un piccolo filmato molto bello dove parla dei pomodori. E questa persona prende il seme di un pomodoro che è piccolo piccolo e fa una piccola esperienza. Prende quello seme, mette sulla terra e tra pochi giorni comincia a nascere una piantina. E dopo circa 2 mesi, 3 mesi, comincia a venire gli altri pomodori. E questa persona finisce questo piccolo filmato dicendo: la morte di una piccola semente produce tanti altri pomodori. La mia morte produrrà tanti gli altri cristiani. Perché la morte è il motore della vita. La mia morte è chi darà vita agli altri e produrrà gli altri. Non è la mia vita, è la mia morte. Cristo Gesù è morto per darmi la vita e la vita eterna. La Chiesa che produce vita è quella Chiesa che muore per se stessa. La mia vita che produrrà vita è quando sono pronto a morire per me stesso. La mia superbia e il mio orgoglio di sapere più degli altri produce morte nelle persone intorno a me. Ma la mia morte produce vita nelle persone intorno a me. La Chiesa è essere, sono io, sei tu, siamo noi, la Chiesa, quando siamo pronti a morire per dare vita agli altri. Se la Chiesa non fa questo, chi lo farà? Non c'è l'altro, siamo noi. È bello essere qua domenica,
cantare, suonare, predicare, pregare, fare tante cose insieme con i fratelli e sorelle. Ma la bellezza della Chiesa è la mia morte per dare vita agli altri. Preghiamo. Lo Spirito Santo vuole trovare una vita nella morte, la tua vita. Quali sono le persone che Dio ha dato davanti a te, ti ha donato? Che cosa tu devi morire per questa persona? Che cosa tu devi fare morire in te stesso per dare vita a questa persona? Chi è il tuo Zaccheo? Chi è il tuo giovane ricco? Chi sono i peccatori che Dio ti ha donato? Chi sono i malati? Chi è questa gente che la società ha abbandonato? Che Dio ti ha regalato perché tu possa morire per questa persona e che tu possa dare vita. Lo Spirito Santo, la potenza dello Spirito Santo in noi manifesterà la sua gloria quando c'è la mia morte, perché non sono più io che vivo, è Cristo. E questa presenza spirituale che comincia a trasformare la mia vita. Nosso Padre, io ti ringrazio perché un giorno, Padre, tu mi hai liberato di tutti questi concetti futili. Tu mi hai liberato, Padre, di una vita nel peccato, di una mancanza di speranza, un schiavo del peccato. Avevo tanti pregiudizi, giudizi, concetti sbagliati. Tu mi hai liberato. E oggi, oh Padre, io ti ringrazio perché tu mi hai dato l'opportunità di salvare la gente che ancora vivono in questo modo. Sono io la tua Chiesa. Sono io che posso dare speranza. Sono io. Ti ringrazio perché questa liberazione è successa nella mia vita e che possa succedere nella vita degli altri. Nel nome di Gesù. Che la tua Chiesa possa vivere questo risveglio spirituale. E il risveglio significa la morte del proprio io. Che possa fare nascere, oh Padre, una nuova persona, una nuova Chiesa in ogni famiglia, in ogni storia qua. Per trasformare, oh Padre, una società che sta soffrendo. Solo tu puoi dare la speranza e la vita eterna. E la mia preghiera, Padre, per me e per noi qua, che possiamo avere sempre questi sguardi di grazia, di misericordia, di compassione verso queste persone. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Que sia la nostra storia, la tua storia. E che il giorno dei nostri funerali la gente possa dire: ah, non è questa morte che ha trasformato la mia vita, ma è stata la morte sua molto prima. Io sono qua oggi per ringraziare per questa vita. Sarà bello, no? Può darsi che noi non ascolteremo, ma sicuramente sarà prezioso di vedere quante persone sono state trasformate tramite la mia morte. Amém? Amém. Cantiamo che cosa? Al posto mio. Ao posto mio, ok. Momento di offerta, momento di decima, consacrazione. C'è ancora un cestino. E noi abbiamo messo questo cestino per un regalo alla Chiesa. Non so se tu já hai fatto, ma tu puoi fare novamente.
E noi vogliamo fare in questo periodo, 20 anni di questa comunità, siamo noi. E o regalo è per la nostra comunità, perché vogliamo continuare a condividere. C'è un cestino qua che tu possa usare come regalo, come offerta alla nostra comunità. Ok? O momento di offerta, delle decime, delle offerte. C'è un maialino missionário che stiamo usando e che noi possiamo fare questo momento con liberalità, con gioia di servire al Signore. Possiamo stare in piedi? Cantiamo e innalziamo il nome del nostro Gesù e possiamo adorare Lui con questo cantico. Bastava una parola o solo un gesto e un esercito di angeli ti avrebbe difeso, ma immobile in silenzio rimasero a guardare quell'ingiusta tortura che dovevi sopportare al posto mio, al posto mio. Le gocce del tuo sangue scorrono sul legno come lacrime d'amore che scendono dal cielo sul volto insanguinato, in mezzo alle ferite i tuoi occhi gridano, gridano vittoria, vittoria. Mentre le tue mani chiodavano le porte del cielo ti accoglievano, non erano i chiodi a tenerti lassù, ma era l'amore, l'amore per te. Stava una parola o solo un gesto e un esercito di angeli ti avrebbe difeso, ma immobile in silenzio rimasero a guardare quell'ingiusta tortura che dovevi sopportare al posto mio, al posto mio. Le gocce del tuo sangue scorrono sul legno come lacrime d'amore che scendono dal cielo sul volto insanguinato, in mezzo alle ferite i tuoi occhi gridano, gridano vittoria,
Nostro Padre, quanto è prezioso leggere queste parole, cantare queste parole. Il tuo grande amore. Il tuo grande amore che ci ha liberato e ci ha salvati. Grazie, Padre, perché siamo amati. Grazie, perché ai tuoi occhi siamo preziosi, siamo unici. Grazie, nel nome di Gesù. Benedice la tua Chiesa e il tuo popolo, la tua grazia, il tuo amore, le consolazioni dello Spirito Santo sia con il tuo popolo oggi e sempre. Amen, Signore. Amen. Potete accomodarvi? Sono degli avvisi qua importanti. Ok, siamo tornati, siamo liberi novamente. Sappiamo che abbiamo difficoltà di uscire di un comune all'altro, ma io e il pastore Sandro e il pastore Mario abbiamo questa autorizzazione. Qualcosa siamo pronti a camminare insieme novamente, ok? È arrivato? Sapete che cos'è? È un libro di Franca. Sono le meditazioni di Franca, una lunga e una bella storia. È arrivata alla fine. Venerdì io e il pastore Sandro siamo andati a casa sua perché i libri già erano qua già da un bel tempo e questa sorpresa dobbiamo lasciare visibile a lei. Così è stata una grande gioia per lei e anche per il suo marito. Così il libro è qua, già potete prendere in libreria e portare anche un regalo ai tuoi amici, tuoi nemici e già potete ringraziare anche a Franca delle sue meditazioni. Così i libri sono lì. Abbiamo parlato con la Franca, lei ha difficoltà di venire in culto in questo periodo, ma abbiamo fissato che una domenica lei ci sarà, non sappiamo quando ancora, e verrà a firmare tutti i vostri libri, ok? Ma dobbiamo vedere quando che lei verrà e vi faccio sapere quando, sì, con anticipo, no? Ma già potete prendere in libreria, già sono i libri. Grazie per tutti quelli che hanno lavorato, è stato molto prezioso, un bel gruppo di persone che hanno fatto. E ringraziamo la vita di Franca e che lei possa continuare a benedirci ogni mattina con le sue meditazioni. Ok? Domani incontro di preghiera, giovedì incontro di preghiera. Ok, sono lì. Ok, esatto, alle ore 21. Al pomeriggio di solito arriva tutte le coordinate. Ok? Ok, studi biblici, já stiamo quasi metà di questo, sì, il semestre. Giovedì anche, e gli uomini, martedì, una battuta adesso, ok? Prima di andare in Brasile era sempre una media di 12 apostoli che si radunavano per pregare. Dopo la Páscoa eravamo in 11. È scappato uno traditore. Ho fatto questa battuta, ma no. È stato molto interessante la coincidenza martedì. Eravamo in 11, ma sempre un bellissimo gruppo degli uomini alle ore 6 del mattino, ok? E dimostreremo che saremo molto di più di 11 prossimo martedì. Ok? Va bene, penso che gli avvisi sono questi. Solo questo? Ok, ciao. Ok, adesso è un incontro con voi.